iniziamo perché così cerchiamo di ottimizzare il tempo e di lasciare il tempo adeguato a chi deve intervenire durante la giornata. Intanto buongiorno, benvenuti a tutti, benvenuti in questo al Centro Culturale Candiani e a questo importante convegno organizzato dalla Biblioteca Civica di Mestre e dalla Rete Biblioteche Venezia. Io vorrei ringraziare subito in apertura la Regione Veneto per la consueta collaborazione che anche in questo caso è stata molto importante e proficua, e in modo particolare la dottoressa Maria Teresa De Gregorio, che è direttrice dei beni e attività culturali della Regione e che più tardi, tra pochissimo, porterà i suoi saluti, i saluti della Regione. C'è qui con noi l'assessore Venturini, ma lo facciamo ancora attendere. Io mi chiamo Michele Casarin, sono qui come direttore Rete Biblioteche Venezia. In realtà il mio ruolo è un po' più ampio, dirigo il settore cultura, che è un settore che si occupa di tantissime cose, che lavora in tanti ambiti, da quello appunto del Centro Culturale di Candiani, che è il luogo in cui ci troviamo, quello bibliotecario appunto, quello cinematografico, delle attività espositive, dei teatri, eccetera. È un lavoro importante quello che facciamo, con un organico di oltre 100 persone che lavorano quotidianamente per una programmazione integrata tra i diversi ambiti della cultura, un lavoro di squadra che riesce a farci produrre una serie di servizi importanti di qualità per i cittadini a scala urbana e a scala metropolitana. Di questo settore è parte integrante e importante anche, come vi dicevo, la Biblioteca Civica di Mestre e Rete Biblioteche Venezia. Io vorrei contestualizzare rapidamente, perché non voglio portare via troppo tempo, ma è importante contestualizzare questo convegno nell'ambito del settore cultura, perché il contesto è importante, in modo particolare per le biblioteche che troppo spesso rischiano di essere schiacciate dall'autoreferenzialità. Avere la consapevolezza del contesto in cui si opera è fondamentale. Tutte le grandi biblioteche, anche le grandi biblioteche che abbiamo a Venezia, non nascono per caso, nascono da un contesto preciso, che è un contesto storico-culturale e che li caratterizza proprio per quello. Faccio solo alcuni esempi del settore cultura. Il Centro Culturale Candiani, che è quello in cui ci troviamo, è un centro che vede ogni anno la presenza di oltre 100.000 persone, quindi è un centro di grande consistenza e che produce all'incirca 600 all'anno. A pochi passi da qui c'è il Teatro Toniolo, che è il teatro comunale, il teatro della città metropolitana, è un teatro che da tanti anni si è assestato tra i primi 10 teatri in Italia nel suo segmento per numero di spettatori, per numero di abbonati, oltre che per la qualità dell'offerta culturale, e proprio quest'anno, con grande soddisfazione, abbiamo con la nuova stagione fatto demolito ogni record di abbonamenti, superando persino quel dato che era diventato leggendario di quasi 30 anni fa, quando c'era la direzione artistica del grande maestro Giorgio Gaber. È un teatro che resta aperto poco meno di 300 giorni all'anno, quindi tantissimo per un teatro, e che ha circa 70.000 spettatori in un anno, quindi sono numeri molto importanti. Oltre al Teatro Toniolo noi gestiamo un teatro interamente dedicato alla programmazione per bambini e ragazzi, che è il Teatro Momo, quindi intitolato al grande commediografo veneziano, che produce circa 200 eventi l'anno per 15.000 spettatori, piccoli spettatori con le loro famiglie. Poi c'è il cinema, perché questo è un altro ambito molto importante in cui operiamo, caso unico in Italia ormai. Gestiamo 3 multisala tra la Città Antica e il Lido, una casa del cinema sempre in Città Antica e un altro cinema Mestre, per un totale di 9 sale che producono 4.000 proiezioni l'anno e che hanno anche in questo caso 100.000 spettatori, più o meno 100.000 spettatori all'anno, che qui numeri quindi decisamente importanti. Ma arriviamo alle biblioteche, perché proprio qui vicino, ancora una volta a pochi passi da qui, c'è la biblioteca Vezzo, la Biblioteca Civica di Mestre, nel contesto settecentesco di Villa Elizio,
una biblioteca che da poco, proprio un anno fa, si è arricchita di un'altra importante struttura, cioè Vez Junior. La biblioteca sono 600 metri quadrati interamente dedicati ai bambini e ai ragazzi, e che da poco ha avuto una gemella nella città antica con Bettini Junior. Vez, la biblioteca Vez, è il cuore, è il centro, lo snodo di un sistema di biblioteche che sono articolate in tutta la città. Sono biblioteche generaliste, biblioteche specialistiche, c'è sempre non lontano da qui una biblioteca pedagogica. A breve ci sarà, stiamo lavorando in un progetto molto complesso che vedrà l'apertura di una biblioteca dedicata agli adolescenti in uno dei parchi più importanti della città. Insomma, mi pare evidente da queste poche cose che il filo conduttore di tutto quello che noi facciamo nell'ambito del settore cultura sia legato ai giovani. E questo non è un caso, non è così da sempre, perché questo lavoro è cominciato in modo così intenso circa 2 anni fa, quando abbiamo iniziato a lavorare con l'assessore Ventuvini, che dal primo giorno ci ha indicato in modo estremamente chiaro, forte e determinato la strada che dovevamo seguire. Di strada ne abbiamo fatta tanta, ne faremo ancora tanta, e devo dire che non è un caso che anche questo convegno, pur ideato qualche anno fa dalla dottoressa Barbara Vanin, che era allora una bibliotecaria della Civica, che oggi è responsabile della rete Biblioteca Venezia, abbia trovato concretizzazione in questo nuovo, rinnovato contesto di grande attenzione per i giovani, in primis, per la cultura, e in modo particolare per le biblioteche. Ed è su questo che vorrei che l'assessore alla coesione sociale Simone Ventuvini prendesse la parola. Io vi ringrazio ancora per essere presenti e vi auguro una giornata di lavoro proficua. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, grazie anche dell'introduzione che ormai ha tolto spazio a ogni mia ulteriore parola, perché è stato talmente chiaro nella descrizione degli interventi che l'amministrazione comunale sta portando avanti che veramente non resta molto da dire in termini degli interventi che abbiamo fatto. Resta però da chiarire un punto importante. Un punto importante che vorrei sottolineare è il lavoro di squadra, perché è evidente che gli interventi di cui parlava il dottor Casarin, gli interventi che abbiamo in programma, insomma, la riforma del sistema bibliotecario non si è fatta in un giorno, non si è fatta da soli, si è fatta chiedendo un sacrificio, un impegno anche a tanti dipendenti comunali che nelle biblioteche lavorano, e lavorano ogni giorno in quella centrale e in quelle chiamate decentrate. Ora anche questi nomi sono spariti, c'è un sistema unico, tutte le biblioteche hanno pari dignità ma con diversa vocazione. Questo significa che il lavoro che stiamo cercando di fare è dare a ogni struttura una sua identità, una sua funzione, un suo ruolo nel grande sistema delle biblioteche della città di Venezia. Quindi il primo ringraziamento va al dottor Casarin, che mi sta accompagnando in questo percorso, alla dottoressa Vanin, a tutto il settore biblioteche, a tutte le persone, molte le vedo presenti, che lavorano nelle 17/18, non mi ricordo mai il numero esatto, biblioteche del sistema città di Venezia. Il tema dei giovani è un tema che da sempre Venezia ha a cuore, lo ricorda anche il convegno, lo ricorda la storia della Piazza Pascolato, ma è un amore che è ritornato più forte e in maniera più intensa negli ultimi 2 anni, quando abbiamo deciso insieme di dedicare la foresteria in fase di restauro alla Vez Junior, e anche un po' preoccupati di dedicare tutto quello spazio ai bambini. Era una scommessa, era quasi un salto nel vuoto, perché non c'erano realtà così grandi nel territorio da cui prendere spunto, e ci siamo chiesti: ma forse è meglio che facciamo solo in un piano, ma se lo facessimo solo su un secondo piano, il primo piano lo teniamo per fare altro. In realtà la scommessa è stata vinta con dei numeri eccezionali che vedono la Vez Junior affollata in ogni orario di bambini, di famiglie, anche nei weekend, e grazie anche ai lavoratori che collaborano con i lavoratori del comune per tenere aperte queste strutture, e sono molto bravi. Quindi una scommessa anche un po' incosciente all'inizio, perché era veramente un salto nel vuoto,
a cui è seguita subito dopo anche l'apertura e il raddoppio di questa offerta anche in centro storico, con un'operazione altrettanto ardita, perché il centro storico, sapete benissimo, è una realtà molto difficile, in particolare in quella zona dove sorge la Bettini Junior, è una zona ormai chiaramente turistica, dietro San Marco, è presente l'Acciughetta e il Campo San Provolo lì dietro, però è stata una scommessa anche quella vinta con un entusiasmo delle famiglie che hanno voluto quasi adottare quella biblioteca. Non ci fermiamo qui, però tra le buone notizie quello che mi preme sottolineare è che appunto nulla viene per caso. Allora, la scelta dell'amministrazione è stata quella di investire nel settore cultura più risorse che in passato. Negli ultimi 2 anni il centro di costo cultura in generale ha visto aumentare il budget a disposizione, non solo in termini finanziari, che è sicuramente importante, ma anche in termini di, in qualche modo, risorse strumentali, quindi libri, ma quindi anche tutto l'apparato di collaborazioni e sinergie con le altre direzioni che prima risultava difficile. Avere finalmente un'unica regia di tutte quante le 17 biblioteche comunali è una cosa importantissima. Prima era spezzettata in 9, 8 direzioni diverse e quindi era faticoso anche solo trovare un giorno per fare una riunione tutti insieme per decidere che strada prendere sulle biblioteche. Ora in realtà la regia unitaria ci consente di fare delle scelte anche alle volte impegnative, che richiedono uno sforzo del personale, dell'assessore, del dirigente e delle persone coinvolte. Ecco, quindi io nell'aprire questo convegno e dire appunto che non avviene per caso, avviene perché molte persone ogni giorno ci lavorano con dedizione e con amore. Mi preme ringraziare tutte le persone che mi hanno sopportato in primis e supportato in questa attività di 2 anni, sapendo che c'è ancora molto da fare. Ringrazio la Regione del Veneto perché credo che da questo piccolo scambio di parole inizio convegno possano nascere ulteriori collaborazioni e quindi ci siamo già dati appuntamento per fare un ragionamento insieme. Ecco, gli enti pubblici devono far squadra tra loro in primis, ma anche aprirsi al territorio, aprirsi ai privati, a altre realtà e altri enti. Credo che su questo, insomma, Mestre e Venezia possano dare un segnale importante a tutto il Veneto in termini di volontà di creare ricchezze in termini di cultura, in termini di bambini che in futuro sapranno essere cittadini pienamente, partendo dalle biblioteche. Una scommessa che pare complessa, pare strana, però sono convinto che se noi creiamo appunto, se noi cresciamo lettori oggi, potremo trasmettere passioni domani. Grazie. Sì, allora buongiorno a tutti, io sono Maria Teresa De Gregorio, sono il direttore, come ha detto, mi ha presentato il dottor Casarin, del settore attività culturali, della direzione attività culturali, spettacolo e sport della Regione del Veneto. Diciamo che dopo tanti anni di lavoro nel territorio, soprattutto in questi ultimi anni, dove la parola sistema, rete, rapporto con il territorio, vocazioni territoriali sono state per molti e per molto tempo dei, diciamo, non voglio dire slogan assolutamente, ma delle azioni da dover intraprendere. Sentire oggi un assessore dell'amministrazione comunale, della municipalità e della città metropolitana, un assessore giovane che dice e che si esprime in questi termini, credo che sia veramente un passo molto molto importante in termini di condivisione istituzionale e in termini di crescita per il territorio. Quindi io veramente ringrazio l'assessore di queste sue parole. Io porto innanzitutto il saluto dell'assessore regionale alla cultura, Cristiano Corazzari, e ringrazio l'assessore e ringrazio il dottor Casarin per aver voluto condividere questa giornata. Non è assolutamente un ringraziamento formale, ma è proprio un ringraziamento legato alla, diciamo così, anche riflessione di cosa in questi anni insieme, un po' a fatica, perché diciamo che adesso forse è più facile lavorare in maniera di rete, di sistema, abbiamo messo insieme, perché con il dottor Casalini in particolare, lavorando un po' anche come regione su Mestre, abbiamo qui vicino, e cito, attorno a tutto questo, diciamo, patrimonio culturale che la città di Mestre ha, come anche beni immobili dal punto di vista di istituzioni che si possono offrire al territorio. Ricordo Villa Settembrini, che è proprio di fronte
alla biblioteca, ed è un luogo che ha sede, dove ha sede la biblioteca di storia locale, la mediateca regionale, ed è anche lì un lascito di un benefattore mestrino, quindi diciamo che c'è una forma quasi di percorso parallelo tra questo di questo fondo bibliotecario, che è il primo nucleo, la prima, diciamo, esperienza di biblioteca per ragazzi, quindi questa benefattrice in un certo senso che ha messo in piedi questa Maria Pezzè Pascolato insieme a Settembrini. Settembrini è un altro benefattore mestrino che aveva questa passione per la lettura e per la letteratura, ha messo in piedi, ha dato vita a questo premio letterario che la Regione Veneto, insieme ovviamente al lascito che ha in maniera molto così benevola lasciato, perdonatemi l'isticcio di parole, all'amministrazione regionale, c'è l'onere di tenere in piedi e di portare avanti questo premio che noi ogni anno onoriamo. Quindi una serie di intenti e di comuni tra regione e amministrazione comunale per quanto riguarda la promozione della lettura, la promozione del libro. Io ricordo che il Veneto è una regione particolarmente sensibile al tema della lettura. Ricordo che in una recente statistica sul progetto Città che legge, il Veneto è stata la prima regione in termini di quantità di comuni che hanno aderito al progetto. Quindi una vocazione naturale che giustamente le istituzioni devono assolutamente saper cogliere, coltivare e sviluppare. Nell'ambito di tutte queste attività noi abbiamo avviato dei progetti di promozione alla lettura insieme all'AIG, all'Associazione delle Biblioteche, e ultima la maratona di lettura che ha visto coinvolti praticamente in maniera veramente diffusa gran parte del territorio regionale, quindi una maratona che attorno alla giornata del 29 settembre ha visto impegnati a diversi livelli, dalle scuole, dalle biblioteche, dai luoghi anche di pubblica, dalle piazze, dai luoghi proprio di associazione, no? E questo invito alla lettura, quindi noi siamo assolutamente soddisfatti di questo. Diciamo che qui sicuramente il dottor Casarin è maestro in questo, perché ovviamente io il settore dei beni culturali, quindi dei servizi, un paio d'anni che mi sto dedicando, ho sempre seguito molto di più il settore delle attività culturali e dello spettacolo, però la sensazione che ho è quella, e posso fare un ragionamento e qui poi chiudo, un ragionamento sui servizi culturali, quindi anche per quanto riguarda gli archivi, per quanto riguarda soprattutto i musei e le biblioteche. La tendenza, ovviamente, anche noi ci siamo arrivati a livello nazionale, quindi rispetto a come all'estero già questo è più sedimentato da anni, che da luogo statico, da luogo di conservazione, diventano luoghi dinamici, sia i musei che le biblioteche, dei luoghi dove si fa cultura, dove si programma cultura e dove si fa formazione. Perché ricordiamo che l'attività anche delle biblioteche è un'attività formativa sia nei confronti degli utenti e anche nei confronti di tutto quel tessuto di volontariato che insieme che fa vivere anche le biblioteche e i luoghi dei musei, perché questi servizi, questi luoghi culturali senza l'ambito del volontariato sarebbero in grossa crisi. Quindi la biblioteca deve riconoscersi veramente come uno dei motori trainanti, diciamo, di quella che è la crescita culturale, soprattutto sociale e civile di una comunità. Quindi io non mi dilungo, ringrazio ancora veramente e come ha detto l'assessore Ventolini, spero che questo sia un rinnovare quella che era già la collaborazione che in questi anni con l'amministrazione comunale e la Regione Veneto ha messo in atto, e quindi penso e spero che iniziative come queste vengano riproposte insieme per la nostra città. Grazie. Adesso la parte istituzionale si accomoda in platea e lasciamo la cattedra ai contenuti del convegno di oggi. Grazie.
Accanto a me ho Dorit Reines, docente di storia delle biblioteche e della documentazione archivistica e Digital Humanities dell'Università di Ca' Foscari, presiede, quindi insomma di biblioteche se ne intenderà un po', il sistema bibliotecario di Ateneo ed è bibliotecaria accademica all'Ateneo Veneto. Si è sempre occupata di libri, di manoscritti, di biblioteche, di archivi e dell'impatto che le biblioteche hanno avuto sulla società, sui gruppi dirigenti, in particolar modo del patriziato veneziano. Ha curato un'importante pubblicazione curata dalle edizioni Ca' Foscari dal titolo Biblioteche effimere, che ha messo luce su quello che era il contesto delle biblioteche popolari e circolanti proprio nella città di Venezia, e quindi il suo intervento ci introdurrà in questo contesto storico particolare e precedente, e che ha portato anche alla nascita della biblioteca dei ragazzi Maria Plezza e Pascolato. Quindi un contesto tra fine 800 e inizi 900 che ascoltiamo volentieri. Rita. Grazie per l'invito. Dunque, meglio così. Dunque, io vi parlerò appunto del contesto e non delle biblioteche dei ragazzi, dopo di me si parleranno di questo, ma di capire esattamente come si è arrivato a questa iniziativa della Plezza e Pascolato. Dunque, nel corso degli anni 60 e 70 dell'Ottocento l'analfabetismo è stato visto come piaga sociale. Non è un fatto inaudito che l'Europa, con più di mezzo secolo di vita, combatta contro l'ignoranza, esordì nel suo discorso inaugurale uno dei promotori della prima iniziativa dedicata alla fondazione di una delle biblioteche circolanti a Venezia. La piaga dell'ignoranza, in quegli anni, fu ritenuta nemica del progresso di un popolo e dell'intera civiltà. I tempi dell'antico regime erano ormai lontani. Il problema dell'istruzione pubblica divenne all'indomani dell'unità d'Italia una vera emergenza nazionale e conseguentemente uno dei cardini di una politica volta a bruciare i tempi e a svolgere un'intensiva campagna di alfabetizzazione nella popolazione, corredata da un vivo sollecito alla lettura. La nascita delle biblioteche popolari nel 1861, attribuita ad Antonio Bruni, che fondò a Prato una biblioteca con lo scopo di istruire il popolo, era dovuta anche alla mancanza dei luoghi adatti, nei quali si potesse offrire ai operai e donne, fanciulli e giovani una gamma di lettura controllata ed atta ad inculcare dei buoni costumi. I gabinetti di lettura e le società di lettura, destinati a persone più colte, erano fuori dalla portata sociale ed economica di una larga fascia del pubblico. Quest'ultima poteva soddisfare la propria esigenza di leggere con le biblioteche circolanti. Produzione intensificata e diversificata, nuove tipologie di lettori e di lettura. E in questa situazione le biblioteche dell'antico regime non erano in grado di soddisfare i nuovi gusti di lettura, tanto più che la maggior parte di esse doveva affrontare l'arrivo di decine di migliaia di volumi di argomento religioso, filosofico, letterario, scientifico, provenienti dalle biblioteche delle cessate corporazioni religiose. Cambia quindi nel corso dell'Ottocento e maggiormente dopo l'unità d'Italia il luogo di primo contatto con il libro desiderato, non più la biblioteca convenzionale, né tantomeno la bancarella o la bottega del libraio. Il nuovo pubblico cerca di assicurarsi la disponibilità di un numero più elevato di volumi senza esserne il proprietario. Ancora una volta, quindi, l'operazione dell'incontro tra il libro e il suo pubblico necessita di un luogo di mediazione, ma ora la svolta non è tanto nel tipo di luogo, bensì nella sua stessa concezione di base, tanto che c'è da chiedersi se ancora questo luogo debba essere chiamato biblioteca.
In un certo senso l'idea delle biblioteche popolari fu una rivoluzione copernicana. Dal binomio cultura-elite si passò a quello libro-popolo. La cultura si materializzava in un prodotto che veniva trasformato da manufatto raffinato in oggetto di massa. Il libro usciva dal lettore d'avorio nella quale giaceva inutilmente per troppo lungo tempo e circolava fino ad essere consumato. Ma le biblioteche e i libri che esse offrivano, reduci di una cultura di elite, non potevano o volevano rispondere alle esigenze di un vasto pubblico poco colto e in certi casi privo di dimestichezza con abitudini di lettura silenziosa o ignorante dei grandi temi politici, filosofici, letterari. Perfino i gabinetti di lettura, sorti a partire dalla seconda metà del Settecento e che offrivano il materiale disponibile in libera consultazione in una sala che era anche un punto di incontro, nel quale si poteva discutere dei libri letti e formarsi un'opinione, non potevano corrispondere ad un'utenza con esigenze così specifiche. L'offerta doveva essere diversa e destinata a svolgersi in altri luoghi, anche perché le pratiche e le tematiche di lettura si prestavano ad un'analisi sociale per rendere il lavoro di alfabetizzazione più capillare con esiti controllati, per non creare nel popolo false aspettative e delusioni. Dirozzato un analfabeta, educhiamone il cuore, altrimenti il nostro lavoro sarà fuorviato e forse da un illeterato onesto avremo fatto un falsificatore, di un operaio di idee limitate, un infelice pieno di desideri incomposti. L'ordine sociale doveva insomma essere attentamente mantenuto e l'educazione non aveva nella mente di coloro che premevano per l'istruzione pubblica solo lo scopo di elevare lo status socio-culturale delle culturalmente assistiti, bensì, e talora primariamente, quello di ridurre al minimo fenomeni suscettibili di formare disordini sociali. Non era vero, come aveva riferito il ministro francese di istruzione pubblica Victor Duruy, che da quando era iniziato nel suo paese una massiccia campagna di alfabetizzazione giovanile, cioè tra il 1853 e 60, il numero dei minori accusati di crimini si era dimezzato? Questo processo di diversificazione culturale, questa presa di coscienza italiana della necessità di offrire sbocchi sociali in guisa di integrazione culturale, sono stati da tempo descritti come una continuità diretta di altre iniziative che hanno avuto successo negli Stati Uniti, in Olanda, in Alsazia e altrove. La cosa certa è che il movimento delle biblioteche popolari e soprattutto di quelle circolanti non nasceva dall'alto, nella testa di qualche funzionario ministeriale, ma veniva da un ceto borghese che, vuoi per idea di assistenzialismo, per volontà di coesione sociale o per desiderio di un nuovo ordine controllato, si era mobilitato con elargizioni e donazioni per creare delle strutture associazionistiche che talvolta ricevevano il beneplacito delle autorità locali ma solo dopo molto tempo, di quella centrale. Contrariamente a molte iniziative fortunate in altri paesi, proprio per la mancanza di un appoggio istituzionale, il movimento italiano delle biblioteche popolari e soprattutto di quelle circolanti si è spento con la stessa rapidità con la quale è sorto. Si possono identificare tre ondate di interesse verso l'utilità di questa istituzione. La prima fase originò nel corso degli anni 60 dell'Ottocento e si esaurì presto. Già negli anni 90 erano ormai poche le biblioteche rimaste come strutture autonome. La maggior parte erano state commissariate dai comuni e municipi, fuse con altri simili o addirittura abbandonato al loro destino per sparire senza lasciare traccia alcuna. La seconda ondata risale all'inizio del nuovo secolo, ma questa volta le deboli strutture iniziali venivano salvate o addirittura commissariate dal nascente movimento delle biblioteche popolari.
La terza ondata, originata attorno agli anni 20 e alla quale appartiene l'iniziativa della PC Pascolato, aveva ormai nuove mete da raggiungere: l'educazione dei giovani e degli operai secondo i nuovi valori dell'emergente movimento fascista. Curiosamente, o forse non così tanto, sono state queste biblioteche ad essere più longeve dalle altre, riuscendo perfino, almeno per una parte di esse, a superare con successo il periodo post-fascista per sparire quasi completamente solamente nel corso degli anni 50-60. L'idea di fondare delle biblioteche popolari circolanti, appena istituito il comune veneziano, fece presa anche a Venezia. La situazione del resto era francamente allarmante per quanti credevano negli ideali di matrice socialista e nell'idea del progresso, o anche per coloro i quali desideravano assistere le classi meno agiate. Nel 1866 il tasso di analfabetizzazione a Venezia si rivelò drammatico. Tra gli operai iscritti alle scuole serali e private a Venezia, quasi la metà, cioè il 47%, risultò analfabeta. Il 36% dichiarò di aver seguito la scuola obbligatoria di 3 anni e furono compresi nella categoria di rozzati, e il 16% aveva ricevuto l'istruzione elementare. La città della stampa e del libro, delle biblioteche e della cultura si sentì offesa e incredula di fronte a tali dati, anche se il confronto con la media nazionale, e quindi il 78% di analfabeti, consentiva una magra consolazione. Malgrado tutto esisteva una larga fascia della popolazione che, se non poteva proprio essere qualificata come colta, almeno aveva qualche dimestichezza con le pratiche della lettura. Dalle diverse biblioteche di carattere popolare che nascono a Venezia, vorrei concentrarmi su 2 di esse, praticamente le prime, poiché sono state le uniche fondate per lo scopo appunto di alfabetizzazione. Le altre, la Biblioteca Popolare Circolante a Murano, la Biblioteca del Circolo Filologico, quella dell'Università Popolare o la Biblioteca Circolante dell'Ateneo Veneto, avevano chiaramente in mente un pubblico borghese che cercava una lettura di carattere più amena. La prima biblioteca popolare veneziana è stata la Biblioteca Circolante Popolare Provinciale di Venezia, fondata nel 1866 dal professore e direttore dell'Istituto Industriale e Professionale di San Giovanni Laterano Demetrio Busoni, dall'allora neodottore in legge Alberto Herrera, promotore di una società di mutuo soccorso, e del cavaliere Vittorio Ceresole. Essa aveva lo scopo di diffondere fra le popolari masse quella benefica medicina che è l'istruzione, col somministrare dei libri istruttivi agli operai siano della città che della provincia, i quali dall'ozio, nonché a dispendiosi e talvolta immorali passatempi, preferiscano una lettura amena e morale. Il problema più urgente che si pose ai fondatori fu naturalmente quello dell'acquisizione di materiale librario. I finanziamenti per l'acquisto dei libri provennero dapprima dal governo e ben presto anche dal comune, e nello spirito assistenzialistico di quel periodo non mancarono anche i donatori privati, in primis Alessandro Manzoni, che volle onorare la biblioteca con la donazione dell'intera sua opera. Altri donatori furono la famiglia Papadopoli, proprietaria di una ricca biblioteca, e il fisico e ministro della pubblica istruzione del governo Artazzi, Carlo Matteucci. L'inaugurazione della biblioteca, già allora nominata provinciale, avvenne alla presenza del sindaco Giovanni Battista Giustinian e del prefetto e senatore Luigi Torelli. Come luogo della cerimonia fu scelto proprio l'Istituto San Giovanni Laterano, alla presenza in uniforme degli allievi e di parecchie signore e molti distinti cittadini. La biblioteca, che aprì i battenti nel 1866, aveva subito la disponibilità di 714 volumi disposti in 38 opere. Già nel 1868 i lettori potevano contare su 1834 volumi distribuiti in 80 opere, e
un anno dopo, di 2095 volumi in 562 opere. Il direttore non mancò di fornire la distribuzione tematica dei titoli: storia, trattati di commercio, viaggi, letteratura, romanzi e racconti, scienze esatte e naturali, vita di uomini illustri, trattati popolari, commedie e opere teatrali, poesia e geografia. Nel 1868, anno al quale si riferiscono i dati disponibili, i lettori, secondo le schede da loro stessi compilate, furono distribuiti nelle seguenti categorie: studenti un po' più di 15%, tipografi più di 11%, impiegati gondolieri ciascuno di loro più 6%, e poi falegnami, fabbri, negozianti, fonditori, scrittori, intagliatori, servi, agenti di commercio, maestri, tagliapietra, doratori, sarti, velieri, pittori, armaioli, perlai, calzolai, muratori, possidenti, militisti, petai, calderai, arrotini, orefici, doni, disegnatori, nocchieri e barbieri. La nobile idea di appunto diffondere fra le popolari masse quella benefica medicina che è l'istruzione, appunto, si scontrava con questi dati. Più del quarto dei lettori erano studenti e tipografi, due categorie che sicuramente potevano frequentare altre biblioteche e che avevano una cultura mediamente più alta dall'operaio. A questo possiamo aggiungere anche gli impiegati, per un totale di 32% dei lettori. I compiti della biblioteca, al di là della somministrazione della lettura agli operai veneziani, si estese oltre i confini del centro storico. Infatti, trattandosi di una biblioteca provinciale, essa aveva anche l'obbligo di dare in prestito i libri ai cittadini residenti delle isole in terraferma. Così, nei 4 anni a cui si riferisce il rapporto, la biblioteca prestò libri ai seguenti distretti: Chioggia, Mestre, Murano, San Donà, Burano, Dolo e Mirano. Questa autorizza a pensare che in quelle località esistesse qualche struttura che permetteva ai cittadini di depositare le richieste e di ricevere i libri, che implicava anche la disponibilità di una copia del catalogo dei libri della struttura veneziana. Tuttavia, iniziative autonome locali fecero sì che nuove biblioteche fossero fondate anche a Venezia stessa, a Murano e a Mira. Il 16 febbraio 1867 un gruppo di cittadini, tra i quali l'avvocato Antonio De Petris, poi Jacopo Bosi, Ermanno Usilli, Francesco Bombardello, Antonio Locatelli, oltre che i professori Giovanni Biasuti e Francesco Mazzi, promosse la Società per la lettura popolare, sul modello già istituito nello stesso anno a Milano con la Società Promotrice delle Biblioteche Popolari, che aveva come obiettivo il proposito, e cito, di stimolare l'iniziativa dei comuni, le direzioni scolastiche e le società agricole a fondare biblioteche per il popolo delle città e delle campagne, di concedere sussidi in libri e in denaro ai promotori, di impartire consigli e istruzioni tecniche, pubblicare cataloghi di buone scelte di libri, indurre editori a concedere forti sconti, istituire infine dei premi alle biblioteche e ai bibliotecari che meglio avessero lavorato ad attuare il programma dell'associazione. L'iniziativa dei promotori si collocò idealmente, a loro stessa detta, all'interno di un ciclo completo di istruzione fatto dalle scuole per gli adulti, le scuole festive, le lezioni popolari, prima tappa nella trasformazione dell'uomo da schiavo delle sue idee in essere libero da errori e pregiudizi. Lo strumento scelto come mezzo che consentiva, senza soluzione di continuità con l'istruzione scolastica, il raggiungimento di quei scopi era il libro. I libri furono concepiti come i nuovi maestri, il deposito della sapienza, le miniere inesauribili delle ricchezze, i maestri per tutti. La Società per la lettura popolare fu fondata dunque per raggiungere questo obiettivo, sperando che, associando molti individui nella contribuzione di pochi centesimi, si potesse raccogliere un capitale per l'acquisto di libri e formare una biblioteca a disposizione delle classi poco agiate. La risposta fu immediata.
contesse borghesi, editori ed intellettuali ebrei e cattolici, la società veneziana sembrò ritrovare in questa iniziativa una straordinaria voglia di coesione sociale, di solidarietà, estesa per certi versi anche all'isola di Murano. Il nascente municipio, che aveva già inaugurato un'iniziativa di biblioteca circolante provinciale un anno prima, non si tirò dietro e assegnò anche a questa iniziativa dei privati un sussidio di 240 lire, oltre al mobilio tratto dai suoi depositi. Un mese dopo l'atto costitutivo si era già istituito il nuovo consiglio dirigente con sede a San Luca, vicino a Palazzo Loredan, che proprio appunto in quell'anno è stato assegnato al comune. La biblioteca aperta il giorno di San Marco era viceversa ubicata in casa Orefici, appunto in Calle Carotorta, vicino a Sant'Angelo, dove aveva sede anche l'ufficio del giornale La Pubblica Istruzione, che diverrà organo della società. La biblioteca venne concepita come un centro sociale e in primo luogo i promotori pensarono di attirare i lettori proponendo loro una vasta gamma di giornali e periodici. Nonostante quei nobili propositi, la biblioteca non riuscì a sviluppare e venne sciolta dopo un decennio di attività. Nel 1872, su un'idea di Carlo Combi, venne però proposta la fondazione di una biblioteca scolastica per i docenti. Approvata dal Consiglio Comunale nel 1880, formato il regolamento, le fu assegnata come sede la scuola del Palazzo Donar San Stin. Il primo fondo fu costituito con i volumi provenienti dalla disciolta Società per la Lettura Popolare e forse anche in seguito, ma i dati disponibili non sono insufficienti, da una biblioteca denominata Gaspare Gozzi che stava appunto via Garibaldi. I pochi volumi rimasti della biblioteca della Società per la Lettura Popolare e della Biblioteca Circolante Popolare Provinciale di Venezia si trovano oggi nel fondo di Lorenzo Bettini, appunto, nella biblioteca omonima che appunto si trova a San Provolo. Fallita l'iniziativa di educare il popolo, i promotori del movimento dell'alfabetizzazione tramite la lettura si occuparono delle biblioteche scolastiche. Già nel primo congresso sullo Stato per le biblioteche popolari per le alte opere integratrici della scuola, tenutosi a Roma nel dicembre 1908, le biblioteche scolastiche erano parificate alle biblioteche popolari o ancora peggio, considerate tali non perché le due strutture si differenziassero nelle loro funzioni e usi, ma perché non era chiara la distinzione che stava a monte, in quanto vi era una scarsa comprensibilità del concetto di cultura ed educazione popolare del tempo. Infatti si credeva che tutto l'onere formativo fosse deputato alle scuole. In questo primo congresso, i cui principali relatori furono il commendatore Camillo Corradini in qualità di presidente, il ministro Luigi Luzzati come rappresentante del governo, si vollero mettere in evidenza le condizioni generali dell'istruzione scolastica popolare italiana di fine Ottocento e inizio Novecento ed in particolar modo mettere in luce le funzioni che le biblioteche popolari avrebbero dovuto ricoprire per diventare il primo ed efficace strumento di ausilio agli studenti. Tuttavia, eccetto le iniziative come quella del consorzio torinese del comitato di Clara Cavaliere Archivolti prima a Ferrara poi a Bologna e del consorzio milanese, tutte le altre riconducibili alle biblioteche scolastiche sono sparite assai precocemente. La Archivolti fondò tuttavia nel 1907 il Comitato Centrale grazie alla collaborazione del Comune e di alcune personalità locali che contribuirono per un breve periodo al successo dell'iniziativa con la redazione di un primo catalogo sistematico e poi l'avvio del bollettino delle biblioteche scolastiche italiano dal 1911. Questi sono gli antefatti dell'iniziativa della Pizzetta Scolato e tra l'altro anche prima del suo fratello Mario, una biblioteca sparita completamente. L'unica biblioteca, appunto quella del Pizzetta Scolato Popolare, cui volumi sono sopravvissuti nel tempo.
Per le altre biblioteche popolari pochissimi libri sono rimasti oggi per portare testimonianza di un breve periodo di vena assistenzialistica e di solidarietà sociale veneziana. Grazie. Quindi abbiamo visto come le biblioteche escono dall'ambito alto, privato, aristocratico e con uno spirito borghese di assistenzialismo e voluto anche la presenza di benefattori per esigenze sociali, anche con intenti di elevazione sociale, moralizzante o come strumento calmiere sociale. Le biblioteche popolari nascono, si diffondono. Ricordo che noi abbiamo appunto la biblioteca di Murano, ciò che rimane della biblioteca popolare circolante di Murano. Un altro piccolo fondo di libri della biblioteca circolante di Murano è ancora presente in biblioteca a Murano, e quindi la notizia è che appunto la biblioteca Bettini l'abbiamo trasferita a Mestre in via Dante da pochissimo, e infatti qui abbiamo ritrovato questi libri che citavi della biblioteca Gozzi. E veniamo alla prossima relatrice, che ringrazio. Nadia Maria Filippini è stata docente di storia delle donne all'Università Ca' Foscari di Venezia, è tra le fondatrici della Società Italiana delle Storiche, di cui coordina il gruppo Veneto. Ha dedicato molte sue ricerche alla storia delle donne, scrivendo appunto tra le tante cose la biografia di questa donna eccezionale di cui ci racconterà, che è Maria Pezzetta Scolato. Ha curato la mostra La scoperta dell'infanzia, cura, educazione e rappresentazione a Venezia proprio tra la fine della seconda metà del Settecento al 1930, e ha recentemente pubblicato il volume Generare, partorire, crescere, una storia dall'antichità alla provetta, che ha presentato recentemente proprio in Biblioteca Vezze. Quindi Nadia ci racconterà di questa donna eccezionale e della prima esperienza di biblioteca per ragazzi, biblioteca interamente dedicata ai ragazzi, che è stata la biblioteca Maria Pezzetta Scolato. Ho bisogno di un sussidio tecnico perché ho un PowerPoint. Il desktop. Presentazione, sì. E per andare qua. Ecco qua. Bene, innanzitutto ringrazio di questo invito e devo dire che sono particolarmente contenta di parlare in questa sede di Maria Pezzetta Scolato, perché questa iniziativa si colloca in un contesto di particolare valorizzazione delle biblioteche per ragazzi e di valorizzazione del fondo della biblioteca appunto di Maria Pezzetta Scolato, che oggi pomeriggio credo avremo modo anche di vedere in esposizione in alcuni esemplari. Quindi è un'occasione preziosa perché si colloca in questo contesto di rilancio appunto e di nuova attenzione politica nei confronti appunto della lettura e delle biblioteche per ragazzi. Ecco perché mi fa particolarmente piacere. E quando ho scritto questo libro, molti anni fa, non ci trovavamo in questa stessa situazione di attenzione e valorizzazione. Il fondo della Pezzetta Scolato giaceva rinchiuso in molti scatoloni, non era neppure visibile, e quindi, diciamo così, c'è da segnalare questo progresso che mi auguro continui. Nel mio intervento io ovviamente cercherò
di mettere in luce come è nata, qual è stato il percorso che ha portato alla nascita di questa biblioteca per ragazzi, quali erano le finalità che la sostenevano e di mettere a fuoco il profilo di questa donna straordinaria, appunto, che è stata Maria Pezzeppa Sculato, di cui qui vedete un'immagine, una delle tante immagini, non a caso con un libro in mano. Devo dire innanzitutto, in premessa, che questa fondazione della Biblioteca per ragazzi è stata una fondazione assolutamente d'avanguardia in Italia. Non esisteva nessun modello, nessuna biblioteca del genere, e quindi possiamo veramente parlare di un primato veneziano a livello nazionale, un primato che ha fatto sì che questa biblioteca sia stata visitata da pedagogisti, insegnanti, maestri e quant'altro si muoveva intorno appunto al mondo della scuola e della lettura e delle biblioteche. È stata un modello a livello nazionale che ha guadagnato, dicevo, a Venezia un primato, e va sottolineato che non era l'unico primato a livello educativo pedagogico della nostra città, perché in quell'epoca, direi negli ultimi decenni dell'Ottocento, Venezia si era guadagnata un primato a livello educativo più generale. Basti pensare che qui a Venezia sono nati i primi giardini frebeliani d'Italia. Il primo è stato fondato da Adele Levi della Vida nel 1870, ed è stato seguito nell'arco di 4 anni dalla nascita di altri 3 giardini frebeliani. Quando diciamo giardini frebeliani vuol dire sostanzialmente asili per l'infanzia, ma non solo, perché poi l'arco temporale di accoglienza di bambini era più ampio, improntati ad un metodo assolutamente nuovo, che era quello di Frebel, antesignano possiamo dire della Montessori, che fondava la sua educazione proprio sulla creatività, sul gioco, l'apprendimento attraverso il gioco, attraverso lo sviluppo della creatività, quindi un apprendimento attivo. Voi capite che siamo all'origine della moderna pedagogia. Quindi Venezia veramente all'avanguardia in questo settore a livello nazionale. Ecco perché è in questo contesto che va collocata l'iniziativa della Pascolato, che va collocata la creazione della biblioteca appunto per ragazzi. Allora, vediamo più da vicino appunto chi è questa signora, chi era questa signora e appunto attraverso quali percorsi arriva a fondarla. Va innanzitutto detto che all'epoca in cui lei fonda la biblioteca, siamo nel 1925, precisamente il 5 maggio del 5 maggio, non so se è casuale questa data, ma appunto del 1925, Maria Pezzeppa Scolato era una delle donne più in vista della città di Venezia, godeva di una notorietà straordinaria, la chiamavano affettuosamente la signora Maria, proprio signora con la S maiuscola, ma la sua notorietà trascendeva ampiamente a livello cittadino, era nota, molto nota e conosciuta anche a livello nazionale, e questo le derivava da due fattori importanti: da una parte certamente la sua famiglia di origine, ma dall'altra una attività straordinaria e intensissima sul campo culturale, sulla produzione culturale e anche, devo dire, in campo sociale. Era figlia di Alessandro Pascolato, un uomo politico della destra liberale molto importante. Alessandro Pascolato, oltre a essere stato assessore, era stato 2 volte ministro agli inizi del Novecento con Di Rudinì e Saracco, oltre a essere contemporaneamente nella città di Venezia direttore della Scuola Superiore di Commercio, oggi la Foscari, presidente dell'Ateneo Veneto, e quindi, come vedete, all'interno di una rete di dirigenze non solo locali ma anche appunto nazionali. Il fratello Mario Pascolato
era assessore appunto anche lui della giunta di Mani ed era direttore della Gazzetta Veneta, fondatore di 2 biblioteche, ne parlava appunto prima Dorit, di Amicis, biblioteche circolanti di Amicis, quindi parliamo di una famiglia molto ramificata nella città, molto importante. La madre lo stesso, si chiamava appunto Restelli, era una milanese di origine, e la madre aveva un ruolo importante in un aspetto sociale, era stata una delle fondatrici della sezione veneziana della Croce Rossa e aveva una presenza importante, come molte donne dell'epoca, in tutto il settore appunto dell'assistenza. Bene, Maria Pezzè Pascolato è la degna figlia di questa famiglia, di questi genitori, direi che raccoglie in sé questa eredità immateriale, diciamo, questa eredità, e sia sul versante dell'assistenza che su quello culturale. Perché appunto assomma nella sua figura molto bene, dispiega tutti questi aspetti. È una donna coltissima, una donna che parla, pensate, 5 lingue, all'epoca era straordinario: inglese, francese, tedesco e altre, una delle prime donne dell'Ateneo Veneto ed entra anche nel consiglio direttivo, che era appunto una cosa abbastanza rara per il tempo, una docente, insegnante, poi direttrice dell'Istituto Vendramin Corner, che ancora oggi voi conoscete esistere, ma che allora aveva un'importanza ancora più rilevante perché era una delle prime scuole superiori per le ragazze, quindi con un'attenzione particolare al tema dell'emancipazione femminile e alla formazione delle ragazze, che era la più trascurata. E poi appunto sarà una delle primissime docenti di Ca' Foscari, perché nel 1922 lei affianca Fra Deletto alla cattedra di lingua e letteratura italiana, ne diventa assistente e poi docente. Quindi vedete un primato, una serie di primati a livello culturale molto importanti. Ma, dicevo, è nota e famosa soprattutto per la sua attività culturale, un'intensa attività culturale di scrittura che tocca, diciamo, un po' tutti i settori della produzione culturale, perché al tempo stesso lei è poetessa, scrive poesie, scrive saggi giornalistici, era giornalista per la Biennale, scrive saggi di vario genere, appunto, soprattutto dedicati all'educazione, si cimenta con la manualistica e, diciamo, quindi c'è proprio un'ampia serie di scritture, soprattutto le traduzioni, come vedremo tra poco. Ma altrettanto forte è il suo impegno in campo sociale, dove anche qui raggiunge dei primati e dei riconoscimenti importanti a livello nazionale. Pensate un po' che lei è stata una delle fondatrici della Croce Azzurra per il trasporto di malati poveri. Allora non esisteva il trasporto di malati poveri, i ricchi potevano andare con le gondole, ma i poveri no. Quindi a lei è iscrivibile questa importantissima iniziativa che le guadagna una medaglia d'oro a livello nazionale in una mostra, in una appunto esposizione dell'igiene nazionale nel 1911. Ma sono infinite poi le sue attività, perché nella società di mutuo soccorso delle giovani operaie, è fondatrice di un asilo custodia per i figli delle operaie, fonda il primo ricovero per alcolisti, durante la guerra è una delle dirigenti del comitato di assistenza e difesa civile della città e così via, cioè veramente, e poi diventerà direttrice dell'ONI, una delle pochissime direttrici donne dell'ONI e così via. Quindi, come vedete, un'iniziativa molto vasta. Ma certamente, dicevo, la sua notorietà a livello nazionale e il tratto che la distingue e la caratterizza assolutamente, lei stessa lo riconosce a se stessa, cioè lei si presenta così e lo dice proprio anche in una sua domanda, proprio per avere il riconoscimento e la docenza in didattica, è proprio quello che si riferisce appunto al piano dell'educazione.
al piano dell'educazione, un intento educativo che attraversa tutta questa sua attività e che si esprime soprattutto, diciamo, nel campo della narrativa per ragazzi, che è un settore molto femminile a cui si dedicano molte donne colte del tempo, sia sul doppio versante della traduzione di fiabe e di racconti e di novelle di scrittori europei, sia sul piano della composizione. Ecco qui questa immagine, è lei che traduce per la prima volta in Italia dal danese, attenzione, le 40 novelle di Andersen, nel 1904. Una traduzione così bella, così piacevole, che ancora oggi, devo dire, troviamo peraltro in commercio, che merita il riconoscimento di importanti figure. Per esempio Carducci ne scrive proprio un ringraziamento per quest'opera di traduzione. Ma a questa seguono molte altre, gli isolani di Kipling, le novelle di Schmidt, le novelle di Auf, ecco qui per esempio appunto, e molte traduzioni, perché lei si dedica, ripeto, soprattutto nei primi anni del Novecento a questa attività, con un atteggiamento di grande modestia, perché lei dice e scrive, lo voglio proprio leggere, riporta un giudizio importante di Carlyle, che era un autore che lei aveva appunto tradotto, dice: l'assennato giudizio di Tommaso Carlyle, il quale stimava più utile dello scrivere libri mediocri il trapiantare da altre terre nel suolo della patria gli alti pensieri che vi potessero fruttificare, mi è indotto a fare molte traduzioni di opere atte a contribuire all'educazione dei giovani e del popolo nostro. Vedete, con molta modestia, questo è un pensiero molto importante. Quindi grandi traduzioni, non solo ovviamente di fiabe o di novelle, perché va ricordato che lei che traduce Ruskin, la Venezia di Ruskin, e da Ruskin apprende molte cose e le fa sue, per esempio il gusto del bello. Ruskin diceva: il più bel mobile di una casa dovrebbe essere la biblioteca, e lei coglie questa idea, che è platoniana se volete, della bellezza e dell'ammirazione, dello sguardo sulla bellezza, del potere di elevare l'animo e lo spirito che ha la bellezza. Quindi Ruskin è fondamentale nella sua formazione e nella sua diffusione. Ecco, dicevo, non è solo una traduttrice, perché lei si dedica alla composizione, è autrice di racconti, novelle che hanno sempre un intento morale educativo molto forte. Qui ne ho messe alcune, per esempio appunto Piff Puff, o per i Corriere dei Piccoli, per esempio Lillori, che ne pubblica tra il 14 e il 15, ma anche questo racconto, Piccole storie, grandi ragioni della nostra guerra. Lei era fortemente interventista, lo erano molte, diciamo, delle patriotte, delle liberali del tempo, e devo dire che di questi libri lei cura particolarmente, e anche a volte personalmente, nel senso che affida lei personalmente a chi sa e chi conosce la cura grafica, perché appunto pensava che questi libri dovessero essere anche accompagnati dovessero essere belli, accompagnati da belle immagini, ecco, da immagini efficaci. Qui vedete queste di quest'ultimo libro che vi ho citato. Ecco, dicevo, quindi ecco il giudizio di Carlyle che vi leggevo prima, e questi racconti hanno tutti un valore educativo molto forte, e alla riflessione didattica però lei si applica anche con saggi e libri teorici. Per esempio, uno dei primi che lei pubblica nel 1907 si intitola Cose piane, manuale di educazione per giovinette, ed è un manuale di educazione nel quale lei raccoglie le sue lezioni al Benjamin Corner, ma che contiene veramente una serie di riflessioni sulla didattica, oggi diremmo, è una parola che allora non si usava, ma appunto su questo. E nel 1917 ne pubblica un altro molto importante che si intitola Giochi educativi per famiglie e istituti infantili,
nel quale sempre raccoglie le sue riflessioni su questo, ampliandole peraltro all'educazione dei bambini disabili, dei bambini handicappati. Quindi diciamo c'è proprio questo allargamento molto moderno di questa attenzione. Diciamo questa sua produzione, questa notorietà a livello nazionale fa sì che lei venga chiamata a far parte della commissione nazionale di selezione dei libri di testo in uso per le scuole elementari. Nel 1923 questa commissione è presieduta da Lombardo Radice e addirittura ne diviene la relatrice, cioè proprio a lei il compito. E devo dire che è una relatrice severissima, perché dei 1700 libri presi in esame lei ne fa uscire ne approva solo 70, e i suoi giudizi sui libri in uso, che erano peraltro molto spesso libri anche di narrativa, il concetto di libro di testo era molto diverso dal nostro, è molto duro. Come vedete, troppe lodi, sdolcinature e carezze, troppi immaginuzze, concettuzzi, pargoleggiamenti, predichette inversi. Lei ha un concetto molto moderno dell'educazione, molto moderno. E devo dire appunto molto tratto appunto da Froebel, molto vicino alle idee della Montessori, come poi vedremo appunto anche nell'impostazione. E scrive per esempio nella Perfezione alle novelle di Auff: il bambino, noi dobbiamo trattare un bambino così, il bambino spera che i grandi lo prendano al collo e lo sollevino all'altezza della finestra per guardare fuori quello che da sé arrivano a non vedere. Un'immagine molto bella, no? Di apertura verso il mondo, ecco questa. Quindi diciamo proprio un alto concetto della formazione, dell'educazione dei bambini. E a questo punto voi avete capito da quali percorsi e come lei arriva alla fondazione di questa biblioteca per ragazzi. L'occasione le viene da un viaggio in America. Nel 1920 lei si va in America appunto, e qui ha modo, devo dire, di vedere le biblioteche per ragazzi che esistevano in varie città americane, non solo a Boston, non solo a New York, ma appunto erano largamente diffuse. Molto spesso all'interno delle biblioteche esistevano dei corner per ragazzi, ma esistevano già a New York addirittura dal 1885, fondata da Emily Hanaway, delle biblioteche proprio specifiche per ragazzi. Ecco, lei, devo dire, resta un po' folgorata da questa scoperta, perché questa scoperta rappresenta un po' la sintesi di tutto quello che lei pensa e di tutte le sue passioni, l'amore per la lettura, l'idea della lettura come appunto cruciale nel percorso di educazione, l'attenzione per l'educazione dei bambini, appunto e delle bambine, questa idea della centralità dell'educazione nella formazione del cittadino, nella formazione della cittadinanza. Non può esserci uno Stato nazionale, non può esserci una vera democrazia se non c'è un percorso di formazione del cittadino. Questo noi lo sappiamo oggi, ma lo sapeva, come dire, anche lei molto bene. Allora, come lo sapevano tutte le donne, tutte le benefattrici che hanno investito le loro energie e le loro passioni e i loro fondi anche personali nella creazione di asili e di scuole popolari. Bene, tornata diciamo dall'America, lei si impegna in questa creazione, la creazione di questa biblioteca, e con un entusiasmo ed una veramente energia che stupisce anche le sue più strette collaboratrici. Scrive Lina Passarella Sartorelli, che è stata poi direttrice appunto della biblioteca per ragazzi: la vedemmo tutta presa da un fervido entusiasmo, bisognava dare all'ambiente che doveva accogliere la nuova biblioteca un conveniente aspetto dignitoso, serio, accoppiato a semplicità e sobria eleganza, perché sempre devota al culto del bello.
che riteneva efficace mezzo di elevazione dello spirito. Quindi si dedica con entusiasmo a questa fondazione che finalmente prende il via appunto nel 1925, dapprima a San Gallo, poi presso Palazzo Reale, al secondo piano di Palazzo Reale. Un luogo simbolico e cruciale della città. Quindi una biblioteca che apre non in un posto qualsiasi, ma a San Marco, Allora, noi sappiamo bene come funzionava questa biblioteca, lo sappiamo perché abbiamo molte fonti, molte testimonianze dell'epoca, relazioni e scritti della Lina Sartorella, che vi ho appunto mostrato prima, ma abbiamo addirittura delle testimonianze di piccoli utenti che andavano alla biblioteca e che sono state raccolte, quindi di questa biblioteca, e abbiamo ovviamente qualche rara fotografia. Sappiamo bene, dicevo, come funzionava. Era riservata ai bambini dai 6 ai 14 anni, era formata sostanzialmente da 2 sale, una sala d'ingresso dove stava un lavandino. Attenzione, perché un lavandino? Perché prima di entrare veniva insegnato ai bambini a lavarsi le mani. Tenete presente che arrivavano bambini di tutte le classi sociali, a lavarsi le mani, e sopra c'era un grande cartello che diceva silenzio. Ma un'altra regola di fondo era questa, che trovavano scritto ovunque: non bisogna inumidire di saliva il dito come facevano molti per voltare le pagine, usanza sudicia e pericolosa, ovviamente per i contagi delle malattie che potevano esserci, è contraria all'igiene e alla buona educazione. Quindi regole fondamentali. E l'arredamento, eccolo qua, era... Anzi, questa è proprio una bella descrizione che ci dà Lina Passarella, quindi ce la fa vedere proprio così. L'addobbo è sobrio e signorile. Nella sala di lettura bassi tavolini, sedie solide ed eleganti. In un angolo una tavola per la bibliotecaria e un'altra più grande tra le 2 finestre, con su disposte riviste e giornali adatti a fanciulli e adolescenti, e qualche vaso di fiori, qua e là. La bellezza. La sala è contornata di pannelli di legno, di stoffe, di scaffali che portano libri per giovinetti, per i ragazzi, per i fanciulli, libri giocattolo per i più piccini, fino a quelli che non hanno parole ma solo figure, e infine per i propri giocattoli per i più piccini. Ecco, questa era la sala, appunto, in cui, come vedete, esistevano non solo libri, ma riviste, giocattoli, fiori, tavolinetti, un ambiente in cui i bambini potessero sentirsi bene, a loro agio, una biblioteca appunto a misura di bambini, con giocattoli di legno che lei faceva fare in Val Gardena, è stata un po' la grande innovazione. Dicevo, accoglieva bambini appunto di tutte le classi sociali, anche bambini poveri. Lina Passarella racconta che certi bambini venivano anche solo per scaldarsi, perché nelle loro case allora non c'era riscaldamento, e tanti si addormentavano a volte sui libri per la stanchezza. Questa era la condizione. I libri erano accuratamente selezionati e scelti da una commissione, arrivarono a essere circa 2000 libri, quindi non un fondo poco rilevante. Una commissione apposita, creata, che li selezionava e li giudicava attraverso una serie di schede con un sistema molto elaborato, per pertinenza, per bellezza, appunto, quindi c'erano dei criteri molto raffinati. E poi non solo questo, ma c'era la cosiddetta bibliotechina fatta in casa. Che cos'era? Erano dei libri fatti dai ragazzi stessi, con un sistema appunto di creatività, fatti ritagliando, incollando immagini da giornali, da riviste, secondo temi prestabiliti, quindi grande, e stimolava appunto la creatività e l'invenzione. Poi c'era l'angolo della piccola posta, un angolo nel quale i ragazzi stessi potevano mettere le loro richieste.
Ecco, noi abbiamo la testimonianza, no, questa non l'ho trascritta, ma ve la leggo, di una piccola utente del tempo che racconta proprio questo. Racconta questo: da sola o in compagnia andavo nella biblioteca dei bambini. Ci veniva incontro una gentile signora che per prima cosa ci faceva lavare le mani accuratamente con il sapone e l'isoformio. Poi ci salutava compitamente dandoci la mano e ci chiedeva nome ed età. Ci domandava se avessimo delle preferenze e quali, altrimenti consigliava a lei una lettura adatta. Ci portava in giro per gli scaffali a cercare un libro per noi e, trovatolo, ci introduceva nella sala di lettura dopo averci raccomandato il silenzio più assoluto per non disturbare i piccoli lettori. Ci indicava un posto in uno dei bassi tavoli e ci faceva sedere in quelle seggioline per bambini. Dalle finestre si vedeva la piazza. Per me era un posto magico dove provavo piacere. Questo dice tutto. Ma non solo questo, accanto, sto per finire, accanto alla biblioteca viene fondata una sala convegno per conferenze degli stessi autori dei libri, per presentazione di libri, ma anche, ecco, il discorso che si faceva all'inizio, anche per attività formative, una straordinaria novità, quindi corsi di lettura espressiva, corsi di recitazione e così via. Ed inoltre viene fondato anche un laboratorio di rilegatura. Mi avvio alla fine. Siamo nel 1926. Si avvia un'importante iniziativa, quella della lettura all'aperto. Tutte le domeniche di estate i bambini venivano portati a leggere in uno spazio all'aperto e questo spazio era il cortile di Palazzo Ducale. In un angolo del cortile di Palazzo Ducale, sotto gli archi venivano messi i libri a riparo dal sole e, come vedete, i bambini leggevano. I bambini leggevano in questo spazio bellissimo. Ecco, il mio libro sulla Pezzè Pascolato si conclude con questa osservazione. L'ho scritto nel 2004. Nessuno dopo di allora assegnerà questa centralità all'educazione e alla lettura per l'infanzia. Nessuna giunta al di là dei vari colori delle giunte. Io mi auguravo allora e me lo auguro ancora, che questa centralità venga assolutamente ripresa e che i bambini conquistino questo spazio centrale nella città. Mi pare che siamo su questa strada, ma io davvero qui lancio questa iniziativa. Mi dispiace che sia andata via l'assessore, che sia andato via il dottor Casarini, ma mi piacerebbe davvero lanciare questa sfida, che i bambini tornassero almeno una volta simbolicamente a leggere nel cortile del nostro Palazzo Ducale. Grazie. Invece riprendo il discorso proprio di quanto è stato detto finora. Tutto quello che è stato detto lo ritroviamo proprio nei libri. Avremo l'occasione nell'intervallo di visitare dopo 80 anni, e nessuno li ha mai visti, questi libri che fanno parte del fondo, dove ritroviamo proprio tutte le cose che abbiamo detto, il segnalibro che raccomanda di non soltare le pagine umidendo il dito, i libri che abbiamo visto scorrere nelle immagini precedenti, di cui ci parlerà anche poi il professor Boero. Io parto proprio dal 1938. La biblioteca è stata chiusa solo dopo 12 anni di attività, quindi un'esperienza così importante, soprattutto per le classi popolari, per i bambini poveri della città,
c'erano le code per poter entrare in sala di lettura, viene chiusa per un motivo validissimo, ossia gli spazi dovevano essere occupati dal seguito di Ferdinando di Savoia, duca di Genova, che si era stabilito in città e aveva bisogno di poter alloggiare il suo seguito. Quindi questa importante esperienza si chiuse per sempre. Una biblioteca che però fu così amata dalla gente e il ricordo della biblioteca non passò mai tra i cittadini, era stata apprezzata come caso di studio a livello nazionale e internazionale e non fu mai dimenticata. Abbiamo visto che contava circa 2000 volumi, lo testimoniano le stesse bibliotecarie, ora rimangono conservate alla Biblioteca Civica di Mestre 638, 640, ne sono state titolate altri 2. Volumi sicuramente provenienti dalla Biblioteca dei Ragazzi Maria Pezzè Pascolato. Ciò che ne rimane dal 1938 ha attraversato un conflitto mondiale, diverse avventure che sono state caratterizzate da dispersione, da incuria di pastoie burocratiche da un lato, ma anche un ricordo di questa biblioteca che non si è mai spento da parte dei cittadini, ma anche da parte degli studiosi che l'hanno cercata e hanno promosso per anni la sua riapertura. Infatti, in maniera singolare, come si diceva prima, nonostante fosse aperta per 12 anni, la letteratura su questa biblioteca c'è, è molta, da parte della stessa Pascolato, da parte delle sue collaboratrici, e che in varie occasioni e anche commemorative l'hanno ben descritta nel funzionamento. Quindi proprio per la presenza di una letteratura la biblioteca era diventata famosa e pedagogisti, studiosi di letteratura l'hanno ricercata per parecchio tempo. Per ricostruire le vicende del fondo io mi sono più che altro affidata a fonti di archivio, in particolare gli archivi della Regione del Veneto, che conserva gli archivi dell'ex soprintendenza bibliografica per il Veneto orientale e la Venezia Giulia e gli archivi della Gioventù Italiana del Littorio, che poi fu Gioventù Italiana. E in questa ricerca delle tracce di dove sono finiti questi libri ci si è imbattuti in un vero e proprio caso poliziesco, una caccia al tesoro, proprio perché ho seguito questo gruppo di libri attraverso documenti, inventari che però si incrociano, si intersecano con diversi movimenti di libri per ragazzi a Venezia dal 1943 in poi, quindi anche per le vicende della Seconda Guerra Mondiale, la liberazione, tutte queste raccolte presenti in città si mescolano in diverse sedi e si disperdono, come appunto abbiamo visto nel primo intervento di Dorita. Da queste ricerche il nostro gruppo di documenti in realtà ha seguito una storia un po' più semplice, lineare, che comunque ha garantito che questo fondo arrivasse fino a noi in uno stato di conservazione abbastanza buono, se consideriamo l'uso che ne era stato fatto e la fragilità del tipo di materiale in cui questi libri appunto dei primi Novecento sono fatti. E dopo la soppressione del 1938 questi libri furono messi in 7 cassi, di cui una contenente i famosi giocattoli che arredavano la biblioteca dei ragazzi, messi in alcune stanze degli avvezzati del Museo Correre, dove appunto la biblioteca era, in prossimità di cui era. Con la liberazione, essendo i beni mobili di federazioni fasciste divenute proprietà demaniale, sono stati presi in carico direttamente dall'Intendenza di Finanza nel 1945. Gli archivi storici ci dicono che già nel 50 se ne erano perse le tracce, la soprintendenza stessa aveva posto delle interrogazioni, aveva fatto delle ricerche per recuperare questo fondo, ma questo nucleo di libri si riha notizia solamente nel 57, quando si indicò che era proprio l'Intendenza di Finanza a detenere questi libri, e iniziarono quindi da questo momento le richieste da parte di cittadini e di studiosi di diverse istituzioni perché potesse essere riaperta, i libri potessero di nuovo essere a disposizione della città e fruiti.
ma da qui inizia proprio una storia di pastoie burocratiche infinite, per cui questi libri non furono mai, non tornarono mai in una biblioteca a disposizione dei ragazzi. Le richieste di apertura venivano dalla soprintendenza bibliografica, che ne voleva l'assegnazione, dall'intendenza di finanza, dal comune, dall'ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche, ma per mancanza di soldi, perché non si poteva garantire il mantenimento di una biblioteca per ragazzi, questi libri non uscivano mai dalle casse, neppure quando nel 1962 l'intendenza di finanza, proprio con questa finalità, li fa prendere in carico alla soprintendenza bibliografica di allora, competente appunto per il territorio. Ed ecco perché il passaggio intendenza di finanza, soprintendenza bibliografica, che noi sappiamo nel 72 passa alla regione, passano alle regioni con il decentramento territoriale, appunto le deleghe alle regioni. Quindi ecco perché il fondo di proprietà regionale ed è il deposito permanente presso la Civica di Mestre. Quindi passano gli anni, ma nel 1953 apre la Biblioteca Civica di Mestre, viene fondata e apre al suo interno anche una piccola sezione per ragazzi. I tempi sono cambiati e quindi anche cominciano a nascere biblioteche territoriali con sezioni ragazzi, compaiono di nuovo libri per ragazzi nelle biblioteche, e quindi si sente un po' meno l'esigenza di aprire o di recuperare questi libri, che comunque troverebbero finalmente una sede mantenuta, aperta, dove poterli rileggere. Quindi il 7 aprile 1970 la soprintendenza, che aveva in carico questi libri, concede in deposito permanente alla Biblioteca Civica di Mestre questa raccolta. Perché? Appunto, l'abbiamo detto, proprio perché è una biblioteca di pubblica lettura unica ad avere una sezione ragazzi. Ed è il periodo dove stava nascendo il sistema bibliotecario, quindi si pensava quale potesse essere anche la sede più adatta, forse la biblioteca di Marghera, che sarebbe nata appunto di lì a poco. Ma questi libri non furono mai messi a scaffale, semplicemente perché, ci chiediamo, perché erano troppo vecchi nel momento in cui dal 38 al 70, quando l'editoria, come vedremo con Berta Savioli, prende un nuovo corso, un nuovo slancio, un nuovo rilancio. Questi libri ormai sono vecchi, sono brutti e quindi non sono adatti, non sono da mettere a scaffale, restano negli scatoloni. Ovviamente non si buttano via, insomma è sempre un peccato. Qualche rimorso di coscienza c'è sempre di fronte a un libro datato, e quindi restano negli scatoloni e ci rimangono per 40 anni, fino a che se ne perdono nuovamente le tracce, perché in un trasloco o l'altro si perdono nei depositi e nei magazzini. E questo fino ad un fortunoso ritrovamento. Si doveva svuotare un deposito che il Comune di Venezia aveva annuale, e in quanto contenenti libri, questi scatoloni, il servizio comunale interpellò la biblioteca civica, che finalmente ritrovò i libri che molti studiosi richiedevano, interrogavano la biblioteca civica, ma dove sono finiti, come giustamente si diceva poc'anzi. E quindi dal 1970 sono stati nascosti per 40 anni, ritrovati appunto nel 2008, e nel 2010 inizia il progetto di recupero del fondo. Il progetto di recupero del fondo ha visto primo un lavoro di inventariazione per fissarne l'esatta consistenza, raccogliere i dati bibliografici e raccogliere in una griglia tutte le note, i libri di possesso, le antiche segnature sul dorso, le precedenti segnature. Si attribuì un numero di inventario della Regione Veneto, non intervenendo subito in un'opera di riordino, perché si voleva prima studiare approfonditamente il fondo per vedere se era possibile ricostruire l'aspetto della biblioteca Pascolato. Si stese il progetto di catalogazione e risanamento del fondo per ottenere il finanziamento regionale, e intanto si facevano lavori di ricerca su
questa raccolta. I 640 libri sono una raccolta assolutamente omogenea, sono tutti libri per ragazzi, sono per la maggior parte illustrati, presentano tutti i medesimi timbri di possesso e hanno la stessa tipologia di segnature, quindi sono proprio un gruppo compatto. Lo studio del fondo e della letteratura esistente sulla biblioteca conferma che appunto i segni trovati nei libri sono parlanti, e infatti è stato possibile ricostruire attraverso un riordino delle collocazioni la fisionomia della biblioteca, recuperando in maniera verosimile l'ordine che avevano proprio nello scaffale presso la biblioteca dei ragazzi. Le collocazioni sono appunto dalla A e la G, e ogni lettera rappresenta anche una materia, quindi la A sotto la G sono opere di natura generale, di istruzione, di svago, nella AG libri di viaggio, BG viaggi interlontani, BIST libri di storia, C racconti, romanzi, e qui c'è il gruppo più numeroso e così via. Per i libri in collocazione D sono quelli per i più piccini, libri gioco, libri con le rotelle come vedremo appunto esposti, o libri bambola. E anche nell'FSLO la famosa scala d'oro di UTET. La Regione Veneta finanzia con 7.000 euro i lavori di catalogazione che sono stati condotti dalla collega Isabella Favi, e questo lavoro non è stato solo di descrizione bibliografica, ma anche di indicizzazione e annotazione di tutti i possessori, delle note, delle dediche autografe che questi libri contengono e che hanno contribuito allo studio del fondo. Le catalogazioni sono visibili attualmente nel nostro OPAC, che è del Servizio Bibliotecario Nazionale, e alle descrizioni sono allegate più immagini dei frontespizi, delle note di possesso, delle illustrazioni più significative. Tutti i libri sono stati spolverati e sono stati rivestiti in carta non acida adatta alla conservazione. Sono dei piccoli pacchettini regali chiusi da fettuccia, e il lavoro è stato eseguito dai legatori Morra di Mestre, e questo per proteggere i volumi dalla luce e dalla polvere, ovviamente, per dare consistenza ad un materiale molto spesso fragile. E noi abbiamo quindi nella nostra biblioteca non solo un saggio di quella che è l'editoria libraria per bambini dalla fine dell'Ottocento fino al libro più vecchio, che ovviamente è del 1938. Non solo abbiamo uno spaccato autoriale, come ci parlerà poi il professor Boero, di autori anche molto spesso dimenticati, di illustrazione dell'inizio secolo, siamo appunto alla nascita anche dell'illustrazione con l'Art Nouveau in Italia, ma abbiamo tutto ciò che rappresenta l'ideologia di un'epoca anche che faceva parte proprio della prima biblioteca d'Italia per ragazzi, quindi questi due elementi insieme la rendono veramente qualcosa di unico e di speciale. Cosa abbiamo fatto per valorizzare il fondo? Abbiamo appunto pubblicato diversi saggi, uno appunto rientra con la pubblicazione del catalogo topografico nella pubblicazione Biblioteche Effimere. Abbiamo dedicato un numero del nostro bollettino Vedo proprio alla biblioteca dei ragazzi, alla figura della Pezzè Pascolato. Abbiamo curato, quindi è attendibilissima, fidatevi, la voce Maria Pezzè Pascolato in Wikipedia, e pubblicato tutte le immagini fatte di questi libri all'interno di Wikipedia, ma nel progetto Wiki Commons, ovviamente nella pagina web della nostra biblioteca. Nel nostro OPAC tutti i libri sono recuperabili in una ricerca avanzata digitando nel campo possessore il termine di ricerca Pezzè Pascolato.